Grazie, arriva il Napoli, Vittorio, mi raccomando, eccoci qui l'arrivo del Napoli di Mazzarri, la prima degli azzurri con la nuova guida tecnica. Grazie a Vittorio Bernardo per le immagini, fischi e insulti. Verde! Scene vergognose. Stanno gridando Africa, dillo. Attenzione. Dillo che stanno gridando Africa, dillo. Sì, lo so, infatti. Ciao caro, Ciao. Oh, ma ti ricordi l'anno passato? Certo, gli orologi. Bravo, ma ti ricordi? Le Oreo Center, sto morendo di freddo. Ma stai congelato? Ah, no, dammi una mano ancora, stiamo un attimo. Siamo ancora Gli insieme. amici di Oreo Center, giusto? Bravissimo, gli amici di Orio Center. Avete altri regalini, no? Allora, in realtà il presidente che è una grande persona, il vicepresidente, Edoardo. Ah, ma li diesti, Perché te lo diesti disse a lui. ritorno. No, perché ci ha invitato direttamente a Castelvolturno. Ha mantenuto la promessa, ha mantenuto la parola, siamo stati là, gli abbiamo consegnato gli orologi a tutti i calciatori ed è stata veramente una bellissima esperienza, ragazzi. Quindi promessa mantenuta. Promessa mantenuta, ragazzi. Edoardo è un gran signore, promessa mantenuta. Siamo stati veramente ospiti del vicepresidente e ora ci vogliono investire, Cabber cominciano a fare faticare. Sta succedendo di tutto, già ho sentito sporchi, mantenuti, maledetti. Allora ragazzi, a noi non ci interessa comunque, bene o male, abbiamo vinto 2 anni fa, abbiamo vinto l'anno scorso e speriamo. Allora, di solito si dice che non c'è 2 senza 3 e il quarto viene da sé. Ora aspettiamo il 3, ragazzi. Sempre Forza Napoli. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Grazie, buona serata. Buonasera, ciao piccolo. Ciao. Grazie mille. Torno da Paolo Selce. Paolo, lo dico anche in redazione, non so se penso che sia sentito. Mandiamo un bel video alla procura adesso. No, infatti, vi sono anche Mandiamo c'è un bel video qui. Io ci metto la faccia, non tengo paura di niente. No, vai, E di quattro scime che stanno qua. YouTube, vai. Assolutamente. No, Stiamo caricando una storia sul mio profilo Instagram. lo dico anche ai Ci sono dei colleghi. begli insulti territoriali. Sì, infatti, questo è da sottolineare e sottolineatelo anche voi in redazione, ragazzi, quindi fate la clip e quant'altro, perché purtroppo all'arrivo del pullman degli azzurri c'è stata una manifestazione d'odio e razziale, quindi se avete sentito bene, purtroppo le cose sono queste. Paolo.